Buonasera. È veramente con vivo piacere che porto i saluti del Presidente Giampaolo Scarante, che fino al 31 di questo mese è ancora in carica, e quindi io, da Vicepresidente, sono così emozionata e contenta di chiudere una stagione complessa ma vitale dell'Ateneo, che è stata una stagione nella quale veramente siamo stati una grande comunità e abbiamo affrontato con difficoltà ma anche con coraggio un passaggio epocale della vita dell'Ateneo. Quindi è stato un momento particolarmente significativo per noi tutti, che in questi 4 anni abbiamo avuto la responsabilità di portare fino a questo punto questa istituzione, e sono veramente emozionata adesso di salutare qui accanto a noi la nuova Presidente, che dopo 209 anni di storia di questa bella istituzione avrà il ruolo di reggerla. E lei è sicura che saremo tutti insieme, perché veramente questa istituzione è un'istituzione molto forte, con la presenza vitale dei suoi soci, dei suoi amici e di tutto il pubblico che la segue. Permettetemi di fare semplicemente un piccolo riferimento personale. Per me è anche un'emozione forte stasera essere qui a sentire un pezzo di storia di Venezia. Per me che, appunto, come si sente dalla mia voce, dalla mia pronuncia, nonostante tanti anni qui a Venezia non sono ancora diventata un'integrata dal punto di vista della lingua almeno, però un pezzo di questa storia degli ultimi 100-150 anni di Venezia, che riguardano anche la storia dell'università dove lavoro, mi interessa particolarmente, mi interessa capire, mi interessa conoscere, mi interessa vedere e avere contatti anche con le persone che questa città l'hanno vissuta e ne hanno dei ricordi ancora vitali. E per me, quando sono arrivata a Venezia la prima volta, non conoscevo quasi nessuno e quasi niente, aver avuto la possibilità di conoscere Marino Grimani e la sua famiglia è stata una grandissima fortuna, e quindi è con grande emozione che io stasera saluto gli amici e i parenti di Marino, di sua moglie Bianca, le ragazze, insomma, e tutti, perché veramente sono stati un legame per farmi sentire casa anche in questa città per me allora straniera. Grazie molte e buon lavoro. Grazie. Devo dire che, come ha detto la professoressa Carpinato, io entrerò in funzione a gennaio di quest'anno, ma mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro e devo dire che lo faccio con molto piacere. E mi fa piacere che sia la prima volta in cui presento un'iniziativa dell'Ateneo, sarà la prima di molte altre che mi aspetteranno in questi 4 anni. L'Ateneo ha voluto giustamente, a 100 anni dalla morte di Filippo Grimani, ricordare questo illustre concittadino, questo illustre sindaco. Sindaco d'oro è stato definito, ma forse d'oro è il periodo in cui si è trovato a governare. Un periodo formidabile di passaggio dal vecchio al nuovo, dall'800 al 900, e lui è stato un grande traghettatore. Non è facile essere grandi traghettatori tra le epoche. È stato un grande traghettatore forse perché è stato anche un grande mediatore tra, come dire, situazioni, realtà opposte. Lui, di nobile, nobilissima discendenza, ebbe un'attenzione alle classi popolari, ovviamente nell'alternativa all'attenzione alle classi popolari che aveva il socialismo all'epoca imperante. Lui, uomo di tradizione, anche religiosa, seppe aprirsi alla modernità. Uomo del patriziato, intuì le potenzialità della classe imprenditoriale, classe tutt'affatto diversa da quella a cui lui apparteneva. Uomo d'ordine, ebbe anche delle grandi capacità e dei grandi atteggiamenti paternalistici che gli furono forse anche rimproverati. Insomma, un uomo che ebbe la capacità di fare sintesi.
e traghettare Venezia, guardando il passato ma vedendo il futuro. E forse in una città che ancora non ha fatto sufficientemente i conti col proprio passato e probabilmente non ha un'idea di futuro, dico, a Venezia una persona come Filippo Grimani, credo, avrebbe qualcosa da insegnare ancora. E per capire questa figura complessa, di cui ci parleranno, spero, anche per degli aspetti magari più intimi, più familiari, qualcuno dei familiari presenti, abbiamo un nostro socio di eccezione, il professor Gottardi, studioso proprio di quel periodo e studioso di questa figura, in particolare di illustre sindaco, tanto da curarne la voce nel dizionario biografico della Treccani, e quindi con molto piacere resterò anch'io, come la professoressa Carpinato, ad ascoltare il professor Gottardi. Prego. Buonasera a tutte e a tutti, buonasera e grazie dell'invito, buonasera anche ai rappresentanti e gli eredi della famiglia Grimani. Vorrei ringraziare anche Maurizio Sammartini che aveva buttato lì questa idea e quest'oggi non c'è e che mi fa piacere che l'Ateneo l'abbia raccolta e questa sera appunto siamo qui per ricordare comunque una figura che è stata molto importante, come ha detto giustamente la Presidente in pectore, giusto? La Presidente eletta, per così dire, esatto, Presidente eletta, e che da questo punto di vista ha sicuramente segnato un'epoca. Cercherò di mettere insieme alcuni elementi biografici con anche una descrizione un po' della realtà sociale ed economica della città in quegli anni, partendo da alcune considerazioni. Siamo nel 1895 quando diventa sindaco Grimani e lo sarà fino al 1919. Giusto solo per capire che cosa accade in questi 24 anni, partiamo dalla istituzione dell'ACNI, quello che era l'antenato della CTV, dell'azienda dei trasporti lagunare, al crollo e alla riedificazione del campanile, alla Grande Guerra e al passaggio poi verso la crisi del sistema liberale che porterà da un lato alle rivoluzioni socialiste e dall'altro alla nascita delle dittature. Cioè quindi una cerniera, come è stato giustamente detto, verso la quale chiaramente la figura di Grimani ha cercato di essere un mediatore prima di tutto. Certo, allora Filippo Grimani veniva da una famiglia celeberrima in città. Era nato a Venezia il 4 giugno del 1850 da Pietro Luigi del ramo di San Luca. Voi sapete che il patriziato, anche nel corso dell'Ottocento, si divide, i vari rami si dividono e vengono chiamati a seconda della parrocchia, della contrada di appartenenza. E i Grimani di Filippo erano i Grimani di San Luca, erano i Grimani che avevano il palazzo sul Canal Grande che oggi è sede della Corte d'Appello. La madre, Elena Milissino, era una nobile padovana, muore dandolo alla luce. E il primo maschio dopo 2 figlie femmine, una era premorta e Cornelia che era ancora viva. E il padre si risposerà qualche anno dopo con Regina Avogadro, avendo altri figli. Ora, per capire l'importanza, ma anche la crisi del patriziato alla caduta della Repubblica, i Grimani, che erano, ripeto, una delle più blasonate famiglie della Serenissima, dogi, procuratori, patriarchi di Aquileia, patriarchi di Venezia, avevano dovuto cedere il palazzo di San Luca, 1805, quindi in prima dominazione asburgica, allo Stato, che aveva insediato prima la direzione delle poste, poi il demanio e poi, dopo l'unità d'Italia, appunto la Corte d'Appello. Nel frattempo la famiglia si era trasferita nel 1818 nel Palazzo Civran, dove tuttora ha sede, e in Volta de Canal. E quindi ecco che come dire, pur rimanendo una famiglia importante che aveva molti beni anche in terraferma, i Grimani erano stati di fatto
anch'essi toccati dalla crisi del venir meno dall'essere capitale, dall'essere dominante. Dopo gli studi classici, il giovane Filippo si laurea in giurisprudenza all'Università di Padova, ma più portato alla mediazione, appunto, che all'enfasi e alle aule del tribunale, cerca di dedicarsi inizialmente alla carriera diplomatica e poi anche, per la situazione familiare, gli era morto il padre da poco, e lascia nel cassetto la laurea e decide, come molti in quel tempo, molti aristocratici e possidenti in quel tempo, di occuparsi dei beni di famiglia. Aveva un patrimonio ancora consistente che doveva essere risanato e, come molto spesso avveniva in quei casi, occuparsi del patrimonio significava anche diventare sindaci dei luoghi dove si amministravano quei beni e quei fondi. Un caso molto famoso che tutti voi conoscete è il caso di Cavour. Oggi esiste un paese che si chiama Grenzana e Cavour, dove non è nato Cavour, ma era dove è diventato sindaco prima di iniziare la sua vita politica. Ebbene, il legame tra la gestione della proprietà e gli affari pubblici di Filippo Grimani risulta evidente perché a Mira, dove la famiglia possedeva antichi beni, Grimani inizia a fare il consigliere, ma diventa sindaco a Mirano, dove aveva degli altri possedimenti familiari, dove lo stesso Filippo acquista le proprietà Boldù e diventa sindaco nel 1886, quindi a 36 anni. E diventa anche consigliere provinciale per quel distretto e diventerà anche presidente della provincia dal 14 al 21. Quindi vedete, insomma, che siamo già di fronte ad un inizio di attività politica, anche se legata inevitabilmente alla gestione delle proprie aree di influenza anche dal punto di vista immobiliare. Ovviamente dovrà poi lasciare lo scranno sindacale di Mirano 2 anni dopo, quando diventa sindaco di Venezia. Il suo ingresso nel comune di Venezia però avviene nelle file della minoranza. In quegli anni, nel 90 al 90-95, era stato fatto sindaco, eletto sindaco Riccardo Selvatico. Riccardo Selvatico, detto il sindaco poeta, che era stato il primo sindaco non aristocratico da quando era stato formato il Comune di Venezia. Il Comune di Venezia viene fondato nel 1806 dalla dominazione napoleonica, il nome è poi di Podestà in realtà all'inizio, e diciamo che in qualche modo il sindaco era rimasto l'ultimo luogo, l'ultima rappresentanza del vecchio patriziato. Ne saranno 2 non patrizi fino alla seconda guerra mondiale. Uno è Riccardo Selvatico, il quale Riccardo Selvatico cerca di fare un governo che oggi diremmo di centro-sinistra, ma non c'erano ancora i socialisti in realtà, se non 1 o 2, ma più a livello personale che di partito, ma c'erano molti radicali, molti laici, e quindi il tentativo di laicizzazione operato dalla giunta Selvatico inevitabilmente a un certo punto si scontra con quello che era l'importanza del potere ecclesiastico. C'era stato un allargamento della base elettorale, sia pure sparuto, come potete immaginare, e questo aveva portato sicuramente ad una maggior apertura verso aree più progressiste. Riccardo Selvatico, tra le varie cose che fa nei 5 anni del suo mandato, era quello di ideare la Biennale di Venezia, che è ideata, pensata e costruita da Selvatico, ma inaugurata da Filippo Grimani nel 95. Sarà Selvatico a ideare il progetto delle case popolari, che peraltro invece a partire dal 97-98 verrà poi ampliato e costruito realmente da Grimani. Ma insomma, quale Venezia trova Filippo Grimani quando prende in mano il comune? Innanzitutto trova una Venezia che almeno fino al 24-26, voi sapete, era composta da Venezia, cioè quello che oggi noi chiamiamo impropriamente il centro storico, perché oltre a Venezia c'era solo l'isola della Giudecca. Murano, Burano, le isole di Pellestrina, di San Piero in Volta,
facevano parte di comuni autonomi, così come Mestre, ma così anche come Zelarino, Chirignago e Favaro. Lido fino a Malamocco era stato incorporato nel 1883 e successivamente i successivi accorpamenti verranno stabiliti dal fascismo dopo appunto prima tutta la parte insulare 23-24 e Mestre che ingloba le altre frazioni e poi nel 26 questo progetto della Grande Venezia che porta a un unico comune come è tuttora. E rimane l'autonomia di Chioggia, su cui anche si era discusso se farla rientrare in questo progetto. Era una città però Venezia che aveva una sua realtà industriale alla fine dell'Ottocento. Si trattava soprattutto di industrie di Stato, tra cui soprattutto l'Arsenale e la manifattura tabacchi, che impiegavano circa 3.500 uomini il primo, Arsenale, quasi tutti uomini. C'erano solo una categoria di donne che lavorava in Arsenale ed erano quelle che cucivano le vele, e poi 1.200 invece addette, quasi tutte donne, le cosiddette tabacchine, quelle che lavoravano alla manifattura tabacchi. Poi vi erano altre industrie che altri 1.200-1.300 occupanti lavoravano per esempio in industrie legate alla cantieristica, circa 300 nella fonderia Neville, quella che ancora oggi ha qualche ponte che ancora sussiste ed era quella che aveva fatto il ponte dell'Accademia prima della costruzione del ponte attuale, il modello attuale. C'era il silurificio Schwarzkopf, c'era il cotonificio veneziano con quasi 1.000 operai, quasi tutte donne anche queste, e poi c'erano i quasi 4.000 lavoratori di Murano, metà delle quali però lavoravano a casa nelle cosiddette impiraperle che infilavano le conterie, nelle conterie infilavano quelle piccole perline che costituivano una specificità molto muranese. Poi ovviamente c'erano le lavorazioni dei merletti e un po' tutto quello che era la tradizione di questa città anche nel corso dell'Ottocento. Il porto aveva subito una grave crisi che però dopo l'unità aveva lentamente ripreso piede, ma diciamo nel 1900 contava su circa 4.300 persone coinvolte, ma dopo l'apertura del canale di Suez l'Italia punta molto su Venezia per contrapporsi a Trieste, che in questo momento è ancora asburgica, e quindi il porto negli anni tra la fine dell'Ottocento e il primo periodo del Novecento, quindi in piena giunta Grimani, vede crescere le attività in modo quasi frenetico del 400%, come oggi insomma. Ecco, l'accordo che porta all'elezione di Grimani è sicuramente dovuto anche alla nomina di 2 anni prima del patriarca Sarto, quello che poi sarà Papa Pio X, e alla forte campagna di propaganda del proprietario e direttore della Gazzetta di Venezia, il conte Macola, il quale si impegnò a promuovere anche a Venezia quell'intesa che gli era già riuscita a Castelfranco, di cui lui era originario. Ma in realtà era un tentativo che stava già attuandosi a livello nazionale, anche a Milano per esempio, e che per la prima volta rompeva quell'esclusione dei cattolici dal voto che era stata sancita dal non expedit nel 1870 e che verrà poi superata una prima volta in modo evidente dal patto Gentiloni nel 13 e poi successivamente dai patti lateranensi nel 29. Quindi diciamo che Venezia comincia qui una lunga tradizione di innovazione politica che porterà successivamente alla prima giunta clerico-fascista proprio dopo Grimani nel 20 e poi agli esperimenti del dopoguerra che culminarono ad esempio nella prima giunta di centrosinistra, anticipando di qualche mese anche la nascita del centrosinistra a livello nazionale. Quindi diciamo vi erano state diverse pulsioni da questo punto di vista che avevano portato al superamento dei vecchi schemi per cui i liberali
si consideravano laici e sicuramente molto spesso massoni, e certamente poco propensi ad accordi con quelli che vedevano come, se non gli affossatori, quelli che avevano ritardato l'unità d'Italia, cioè i cattolici e il mondo ecclesiastico. Dall'altra parte però il nascente movimento socialista cominciava a incutere timore nei conservatori, e dunque ecco le rotture localizzate come appunto il caso di Venezia. Quella di Grimani possiamo definirla una giunta, quindi una giunta clerico-moderata. Obiettivi minimi cari alla diocesi, che aveva identificato appunto in Filippo il suo esponente, erano il ripristino dell'insegnamento religioso nelle scuole, la presenza ufficiale delle giunte nelle cerimonie sacre più popolari, che erano state trascurate dalla giunta Selvatico. La giunta Selvatico aveva tolto, ad esempio, la partecipazione del sindaco alla festa della Sensa, che tuttora aveva ripetuto anche nell'Ottocento per molti anni l'antico sposalizio del mare. La cerimonia, oppure non so, la gestione delle opere pie, il riposo festivo per i dipendenti comunali, che era stato tolto. Un po' curioso da una giunta progressista, in effetti, questo. Tuttavia Grimani non riuscì immediatamente a reinserire l'insegnamento religioso, ma inserì la preghiera del mattino nelle scuole elementari. Quindi ecco, a proposito di quello che vedremo più volte, no? Questo tentativo di mediazione non butta a mare tutto quello che è stato fatto prima, o forse non è neanche la forza politica inizialmente, ma reintroduce alcuni elementi che sono inequivocabili. Il ripristino della giunta alle feste, la riedizione dei ponti votivi, la salute, il Redentore, o quelli fatti per la festività dei morti, no? E nella lista che dicevo prima, clerico moderata, ci sono esponenti della nuova imprenditoria. C'è anche un presidente dell'Ateneo come Paolo Fambri, che in quel momento è qui presidente, un giornalista e studioso che era stato anche deputato al Parlamento. C'è il leader dell'Opera dei Congressi, quindi un cattolico intransigente come Paganuzzi, avvocato famoso, avvocato veneziano, e altri rappresentanti del patriziato veneziano, tutt'altro che decaduto, i Donà delle Rose, i Papadopoli, Nanni Cenigo e un Marcello. E poi c'era altri invece esponenti di una forte, consistente difesa delle tradizioni, come Pompeo Molmenti, che aveva fatto fuoco e fiamme non più tardi di qualche anno prima contro l'introduzione dei vaporetti in Canal Grande. E il 3 agosto del 95 viene eletto in realtà Dante di Serego degli Alighieri, che era già stato sindaco ed era malato, e si attese di fatto la sua scomparsa, e il Consiglio quindi sceglie Grimani come assessore anziano, ma di fatto attende la proclamazione solo il 15 novembre del 95 per la sua proclamazione, perché siamo ancora in un momento in cui il sindaco viene eletto dal Consiglio Comunale, cosa che è rimasta fino a qualche decennio fa. Viene eletto con l'unanimità dei consensi dei suoi e con l'astensione, non con il voto contrario, ma con l'astensione dei radicali e dei progressisti. È stato richiamato il nome del sindaco d'oro e si deve a Gino Bertolini. Gino Bertolini, uno studioso, uno storico, ma sicuramente un suo agiografo, che usava molti aggettivi per descriverlo, e a un certo punto, in un'opera ancora abbastanza interessante per la storia di Venezia di quegli anni, lo definisce il sindaco d'oro, facendo un paragone abbastanza arduo e ardito tra il bucintoro, la d'oro, la pala d'oro, e quindi con tutti questi ori stava benissimo anche il sindaco d'oro. I primi atti della giunta onorano gli impegni presi, come avevo detto prima, con quindi l'introduzione del Padre Nostro al mattino, rigorosamente in latino, ma non l'introduzione dell'educazione religiosa, che rimane facoltativa. Tuttavia l'intesa col patriarca è talmente
armonica che a Venezia girava la voce che ciò che fa il conte Grimani è ben fatto e non ha bisogno dei consigli del patriarca. Come dire, probabilmente i consigli si ridavano più privatamente. Dal punto di vista sindacale, Grimani rende omaggio immediatamente al Congresso Nazionale Operaio, dove però sostiene la necessità della apoliticità degli operai. E infatti toglie l'appoggio economico prima che morale alla Camera del Lavoro, che era stato dato da Selvatico, e invece comincerà a sostenere sempre di più l'opera dei congressi, che è appunto questa emanazione cattolica, che era una trasversale, diciamo così, interclassista, come si stava affermando in quel periodo. E nel 97 sarà il primo a cercare di contrastare alcuni scioperi famosi, come per esempio quelli dei fornai, non esitando a denunciarli all'autorità giudiziaria per interruzione di un servizio importante. Ma i fatti milanesi del 98 non arrivano a Venezia, per fortuna. Quelli di Bava Beccaris che spara sulla folla, non esistono a Venezia delle situazioni di questo genere. Tuttavia esiste una situazione molto importante, molto difficile, che Venezia avrà modo di vivere nello sciopero del 19 settembre del 1904, che invece rafforzò il patto sociale tra i moderati, i conservatori e i cattolici. Voi sapete che a Roma in questi anni c'è il Presidente del Consiglio Giolitti. Giovanni Giolitti era un liberale moderato, più aperto, diciamo, meno conservatore nei confronti, ad esempio, di Grimani o di altra parte degli esponenti del Parlamento italiano, che era teorico del laissez-faire, cioè lo Stato non doveva mettersi in mezzo nelle gestioni sindacali e quindi doveva contenere gli uni da scioperi troppo evidenti, occupazione delle fabbriche o situazioni di impedimento al lavoro di chi non voleva scioperare. Dall'altro però non voleva che si intervenisse né con la polizia né con la forza per ridurre questa situazione. Questo proprio contro Crispi, che pochi anni prima, all'inizio del Novecento, aveva invece, all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento, aveva messo fuori legge il Partito Socialista, aveva tolto il diritto di sciopero, aveva represso alcune situazioni in modo molto pesante, e in cui probabilmente anche l'episodio di Milano è in qualche modo una prosecuzione. Bene, dicevo dello sciopero del 1904. Finito questo sciopero, Grimani scrive una lunga lettera a Giolitti e in prima persona cercò di scindere le responsabilità degli uni di fronte al terrore provato dai molti. La borghesia, una parte del mondo più conservatore e anche legato al mondo chiaramente ecclesiastico, aveva preso timore perché la città era rimasta bloccata. Vi ricordo che in questo momento Venezia è unita alla terraferma dal ponte ferroviario, non c'è ancora il ponte automobilistico, che è del 1932. Quindi scinde, diciamo così, rassicura che non c'è stato nessun pericolo di rivoluzione, ma nello stesso tempo manda una lettera dai toni catastrofici che adesso vi riassumo, pochi giorni dopo, il 20 settembre, prendendo lo spunto da una serie di resoconti reali che erano apparsi sui giornali, ma che sembra un manifesto antigiolittiano. In realtà poi, come vedremo, non era così conservatore, così antigiolittiano Grimani. Ora che la città è rientrata nella calma e ai cittadini è stato concesso di riprendere la vita ordinaria, l'amministrazione comunale sente il dovere di rivolgersi al governo in nome della cittadinanza che per 2 giorni fu gravemente lesa nella libertà e negli interessi ed impedita perfino di soddisfare le sue legittime esigenze. Sospesa per tutta la giornata di domenica ogni comunicazione della città con la terraferma, sia per la via ferrata sia per le vie d'acqua. Impedito e sospeso per 2 giorni il servizio interno di vaporetti e gondole, sospeso per 2 notti il servizio della pubblica illuminazione.
impediti con la violenza ai vigili urbani di disimpegnarlo in sostituzione dei gasisti scioperanti, impedito il trasporto dei malati all'ospedale privato l'istituto della carne e del latte, minacciata la conduttura dell'acqua, che attentati non se ne facevano peraltro in quel periodo, minacciato il servizio di estinzione degli incendi, chiusi gli edifici di culto, imposta la chiusura dei negozi, quelli perfino necessari, sospeso in alcune parti della città il servizio telefonico mediante la rottura dei fili, sospesa la distribuzione della posta, recati guasti alle lampade e agli orologi pubblici, impedito il servizio della polizia stradale. Abbandonata la città alla balia del disordine e della prepotenza, questo lo spettacolo al quale assistettero in questi giorni, rattristati e scandalizzati, attenzione, migliaia di forestieri. Quindi, orrore, non perché i veneziani avevano perso qualche cosa, ma perché avevano fatto brutta figura col mondo. Quindi vedete che i problemi, come dire, sono antichi. E dopo, infatti, nel 1911 col colera ritornano. Mai Venezia si è sentita meno governata, e perciò l'amministrazione comunale manda al governo viva protesta e domanda che la libertà sacra per tutti sia a tutti da chi si deve mantenuta e garantita. L'amministrazione comunale ha diritto di sapere se il governo intende proteggere la cittadinanza da ogni sopruso o se questa deve pensare a sostituirsi ad esso per provvedere alla legittima difesa di se stessa. Chi fece le spese, come molto spesso accade in questi casi, è il prefetto. Il prefetto il 24 settembre si dimette, dopo questa lettera, prefetto Ferrari, e ne viene nominato un altro. Non so se Giolitti abbia mai risposto nei termini di questa lettera, ma certamente lo fece nei fatti perché, ripeto, la sostituzione del prefetto fu un esempio. Dicevo prima che Grimani non era un antigiolittiano per principio. La lettera però indica in modo chiaro quale gruppo esprimeva Filippo Grimani. Era sicuramente un uomo d'ordine, anche se non era solo un uomo d'ordine. E come avrebbe detto poi in uno dei discorsi che poi ricorderemo alla fine, che vengono pronunciati davanti alla Basilica dei Frari, nel 24 alla sua commemorazione, negli anni successivi alla sua commemorazione, Francesco Saccardo scriveva così: credente e legato alle istituzioni patrie, veneziano ma senza rimpianti e devoto fino alla gelosia alla dinastia dei Savoia, riconoscendola cardine della sicurezza e della prosperità italiana. Cioè sostanzialmente era un monarchico liberale, ma certamente un conservatore, ma non un reazionario. Distinguo questi termini perché nel corso della storia sono diventati importanti. Dunque, a fronte di questa immagine di uomo d'ordine, Grimani invece viene sempre più accentuando col passare del tempo un atteggiamento paternalista nei confronti del popolo e delle classi subalterne, che trova espressione principale nelle case sane, economiche e popolari, che, come dicevo prima, progetto avviato inizialmente da Riccardo Selvatico e poi portato a termine da Grimani, e poi, come dicevo, anche nella costante presenza in mezzo alla gente durante la Grande Guerra. L'attività edilizia era stata gestita dal 1897 da una commissione trasformata poi nel 1910 in un istituto di fatto pubblico, semipubblico, ma di fatto pubblico, quello che è durato anche questo fino a pochi anni fa, lo IACP, l'Istituto Autonomo delle Case Popolari. E l'altro progetto del Selvatico condiviso era quello della Biennale, che viene affidato a un altro personaggio non particolarmente nuovo, ecco qui ancora la mediazione, no? Antonio Fradeletto. Eppure questi due progetti furono funzionali al rilancio europeo della città, di cui la riedificazione del campanile diventa il simbolo. Il campanile di San Marco crolla su se stesso nel 1902, ricostruito com'era dov'era 10 anni dopo, diventa il simbolo della rinascita della città. Fradeletto parlerà di evirazione, di castrazione della città. È evidente, insomma, il simbolo fallico del campanile. Tuttavia, per quei tempi era un'immagine ardita. Però alcune di queste costruzioni,
questo spazio, come dire, di risanamento anche abitativo viene un po' diluito nel tempo, perché in questo momento si capisce che Venezia può cambiare, può fare il salto di qualità affidandosi all'industria del forestiero, cioè al turismo. Una logica alla quale risponde anche il restauro di alcuni monumenti, di alcuni palazzi, alla costruzioni neogotiche come quella della pescheria e all'idea anche della minimizzazione del colera. Il colera c'è stato, e non solo perché lo dice Thomas Mann in Morte a Venezia, ma perché nel 1911 arriva a Venezia. E porta un'ottantina di morti, vedi che ho perso il segno, porta 88 morti esattamente, 250 infetti, ma 88 morti non sono nulla rispetto ai 338 morti che ogni anno circa, ma in quell'anno 1911 aveva provocato la tubercolosi. Si disse che era stata colpa delle masanette, granchi in un particolare momento dell'anno, ma qui forse siamo tutti veneziani e lo sappiamo, ma i granchi non si fanno crudi, si fanno cotti. E forse più che le masanette erano stati un po' i tentativi e l'ampio giro che c'era in quel periodo, non solo tra i turisti. Ora, se ricorderete in Morte a Venezia, e soprattutto anche nel film di Visconti, c'è un certo momento in cui Dirk Bogarde comincia a chiedere notizie e nessuno gli dà risposte, finché va nell'agenzia Cook qui in Piazza San Marco, che poi divenne anche sede della banca commerciale, e il direttore dice: guardi, è meglio che lei vada via, è meglio che lei parta. Poi lui cerca di partire, poi vede Tazio, si travia e resta. Ma per dire come, e questo è inutile che non ci viene qualche motivo di pensare all'oggi, quando si nega la realtà del Covid, quando si nega la realtà della pandemia, non è altro che un modo, come tanti, di nascondere, di minimizzare quello che può avere anche delle ripercussioni di ordine certamente turistico e commerciale. Anche quella volta, anche se in realtà l'epidemia di colera del 1911 è stata molto più piccola non solo di quello che viviamo oggi, ma anche di tante altre situazioni. Dunque, dicevo, la situazione è questa e in realtà più che alle masanette, più che a qualche vibrione, la causa principale di questa insalubrità andava ricondotta, secondo il medico capo del comune, dell'ufficio di igiene del comune, alle condizioni penose della maggior parte delle case abitate dai ceti popolari. Nel 1909, su 23.000 abitazioni della città storica, il 15% sono considerate inabitabili. Di queste inabitabili, metà si trovano a piano terra, quindi soggette all'umidità e soprattutto all'invasione dell'acqua alta. 63% erano di piccole dimensioni, quindi sovraffollate. In questo momento tra Venezia e le isole ci sono circa 140-145 mila abitanti, quindi più o meno il doppio di quello che è oggi, tanto per capirci. No, il doppio perché dovete considerare il Lido, la Giudecca, Murano, Burano, insomma. 12.000 persone abitavano a piano terra, quindi circa il 9%. Il sovraffollamento abitativo coinvolgeva un altro 22%. Le latrine erano assenti in 159 abitazioni. 16.000 abitazioni, quindi circa il 30%, possedevano soltanto il servizio igienico in comune. Altri lo avevano in cucina. Quasi tutte, la metà lo avevano in cucina. E non si servivano del water, cioè sia la turca, per così dire. La metà, 46%, non aveva l'acqua corrente. Tutte condizioni che facevano ritenere al dottor Vivante, appunto il medico del comune, il medico capo del comune, che il problema della casa fosse assolutamente prioritario per impostare ogni forma di controllo delle condizioni igienico-sanitarie. Quindi l'obiettivo di nuovi quartieri
rispondeva anche ai criteri di cooperazione che aveva iniziato un altro liberale, Luigi Luzzatti. Luigi Luzzatti, liberale, l'unico presidente del Consiglio che questa città ha avuto, per un anno, in una pausa dell'età giolittiana, ma a lungo però ministro del Tesoro. Nato, c'è ancora una lapide che lo ricorda, appena fuori dal ghetto, nella fondamenta della Sensa, a Cannareggio. Questo progetto si sviluppa in tutti i settori popolari e periferici, 37.000 metri quadri, dove c'era spazio, perché a Venezia non c'era spazio. Il più ampliato di tutti è Madonna dell'Orto, dove ancora oggi c'è una lapide e quelle case si chiamano ancora popolarmente case Grimani. E poi alla Giudecca, Sant'Elena, Dorsoduro, Castello e il Lido. Sul Lido però e su Sant'Elena vanno fatte delle considerazioni particolari, perché soprattutto il Lido, che viene affidato a due, potremmo chiamarli archistar del periodo, Duilio e Giuseppe Torres, che fanno un piano regolatore che non andrà mai in porto definitivamente perché poi scoppia la guerra, così come una parte di Sant'Elena. Oggi Sant'Elena, se voi passate, le calli hanno tutti i nomi di battaglie della Prima Guerra Mondiale, perché è stata costruita e completata dopo la Grande Guerra. Ed è stato anche il momento in cui la Marina, che si serviva di tutta l'isola di Sant'Elena per fare il campo di Marte, quindi campo di esercitazioni, lo cede progressivamente tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento al Comune, ed è il momento, 1907, quando il Venezia nasce e viene costruito lo stadio in legno, esattamente come lo vedete ora, con la stessa tribuna come ora, più o meno, ma non molto distante, e poi verrà ricostruito in pietra alla fine degli anni '20. Qui ho storici molto più puntuali di me su questo. Ma per dirvi come in realtà esisteva una parte della città che non era stata edificata. Ovviamente il Lido diventa un altro dei fiori all'occhiello delle diverse giunte, perché Filippo Grimani viene eletto una prima volta nel 95 e poi viene eletto altre 4-5 volte, nel 2, nel 5, nel 10 e nel 14. Quindi per un complessive nel 99, 2, quindi complessive 5 rielezioni più la prima 6, che coprono 24 anni. Dicevo che il Lido diventa un po' un altro dei fiori all'occhiello. Aveva conosciuto un profondo cambiamento all'inizio del Novecento. In 10 anni l'incremento della popolazione era stato notevole, si era passati da 1.000 abitanti a oltre 4.000 e poi soprattutto erano state create molte infrastrutture che in quel momento non c'erano. Era stata allargata l'area edificata e la potenzialità dell'incremento era stata data a partire dal 1872, quando era stata creata la Società dei Bagni, e nel Novecento era stato creato il primo grande albergo di lusso, l'Hotel de Ben, fatto su un progetto di Francesco Marsic, e nel 1908 era stato fatto anche l'Hotel Excelsior. Questi due grandi alberghi erano stato frutto di alcuni nomi che abbiamo già trovato e che ritroveremo all'origine di Porto Marghera. Niccolò Papadopoli Aldobrandini, Alberto Treves de Bonfili, Tito Braida, Niccolò Spada, Giuseppe Volpi ovviamente, e la banca commerciale, che aveva una filiale molto attiva a Venezia e che sarà molto attiva attraverso il suo direttore Teplitz nella costruzione dell'idea di Marghera. Si crea una società alberghiera che poi diventa di fatto la CIGA, che assorbe anche la Società dei Bagni e poi porterà a termine anche l'Hotel Excelsior. Quindi, dicevo, questo ampio progetto lascia mano libera ai privati, da una parte, soprattutto nell'attività più alta, mentre il Comune, attraverso l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, gestisce appunto i progetti più vicini, più legati alle classi meno abbienti. Qualche eccezione, per esempio il Comune continua a mantenere il controllo sul liceo musicale, che poi nel 1915 diventerà Conservatorio Benedetto Marcello. Si migliorano alcune strutture sanitarie speciali nelle isole. Ricordo che le isole sono ancora in questo momento ospedali infettivi, manicomi, eccetera, un ospedale pneumologico.
a Saccasesso, e soprattutto la municipalizzazione dell'azienda dei vaporetti che vi avevo detto nel 1905. La creazione dell'ACNI, che supera la compagnie de bateau che gestiva inizialmente l'introduzione dei vaporetti, viene sancita anche da una norma su cui ancora oggi i sindaci brontolano, ovvero che il Canal Grande è considerata una strada nazionale di primo livello. Oggi non è più chiamata così, ma di fatto il controllo sulle acque del Canal Grande non è del comune, casomai è dell'autorità portuale, di certo è del governo. E quindi questa è un'altra delle simpatiche contraddizioni di questa città. Quindi se la navigazione interna viene data in gestione a una municipalizzata, quella del gas resta, dopo un iniziale diniego, a appannaggio di due società francesi, la Compagnie des Eaux pour l'étranger e la Compagnie du Gaz de Venise, più nota come la Lyonese. Lo stesso avviene per l'illuminazione pubblica, che viene data a una società mista tra l'Edison e la Cellina. La Cellina è società che arriverà poi anche fino alla Sade, fino all'immediato secondo dopoguerra, agli anni 60. E anche qui c'è una grossa importanza della banca commerciale e del credito italiano, fino a poi alla costituzione nel 1905 di una delle cose più importanti che è stata prodotta in questo periodo a Venezia, cioè appunto la Sade, la società adriatica dell'energia elettrica, che arriverà fino alla nazionalizzazione all'inizio degli anni 60 con l'Enel. E ovviamente anche qui troviamo tra gli imprenditori politici più emergenti Piero Foscari e Giuseppe Volpi. Il disegno più ambizioso però, proprio voluto da quest'ultimo, anche se bisogna un po' vincere un altro di questi pregiudizi, un altro di questi luoghi comuni, che sia stato solo Volpi a creare Porto Marghera. Il presidente certamente... dicevo, Marghera nacque ai Bottenighi dopo molte discussioni, senza l'opposizione dei socialisti, che si astengono perché avevano capito che la gestione poteva portare, gestione monopolistica, poteva portare a delle speculazioni, ma vi intravidero però maggiori interessi per il proletariato che per l'industria del forestiero, perché chiaramente Marghera portava posti di lavoro, e da questo punto di vista, quando venne approvata, passò con la astensione dei socialisti. Dicevo già prima che in questo momento Venezia è ancora divisa, quindi di fatto il porto, la zona industriale di Venezia nasce a Marghera, nasce nel comune di Mestre. E qui ci sono degli aneddoti molto interessanti, perché in quegli anni, allora apro e chiudo questa parentesi fra un attimo, la concessione per creare la zona di Marghera, la zona industriale di Marghera ai Bottenighi viene firmata da Grimani con il demanio, quindi col ministro e col governo, nel 17, 2 mesi prima Caporetto. Caporetto arriva il 17 ottobre del 17 e quindi si blocca tutto. Ma in quei 2 o 3 mesi, e in quei mesi precedenti allo scoppio all'invasione di Caporetto, alla rottura del fronte a Caporetto, si comincia a parlare della zona industriale di Venezia, non di Marghera, di Venezia. E il Canal Salso, che era in quel momento stato sistemato e riaperto per la navigazione fino ad arrivare a quella che oggi è Piazza Barche, diciamo, improvvidamente, diciamo, l'Istituto Geografico Militare aveva creato delle cartine e delle topografiche della città e della gronda lagunare e aveva chiamato Porto di Mestre. E c'erano delle cartoline che erano state stampate in quegli anni con scritto Porto di Mestre, si vede il Canal Salso più o meno dove oggi c'è il ponte che va in Viale Ancona, dove sono stati appunto restaurati tutti quei capannoni. Grimani fece un casino gigantesco perché diceva che mai
si poteva accettare che quello fosse il porto di Mestre, perché Mestre era un sobborgo di Venezia, cito testualmente non per fare un gusto retro, ma per dire che il porto era di Venezia e quello era il sottoporto di Venezia. E ebbe ragione perché l'IGM cambiò le carte e lo considerò appunto canal salso e non entrò più nel merito. Quindi per dirvi come chiaramente la centralità di Venezia è questa, e anche il progetto della Grande Venezia, il progetto poi definitivamente che prese l'avvio e la consacrazione durante i primi anni del fascismo, era un progetto che vedeva Venezia come sede del grande turismo, sede anche di attività industriali legate alla cantieristica e non, e Marghera come zona industriale di Venezia. Dicevo che Marghera non può essere considerata il parto di un unico genio, che appunto Volpi, ma tutto sommato in realtà ancora una volta quello che aveva creato Volpi, un sindacato di studi per imprese elettrometallurgiche navali nel porto di Venezia nel febbraio del 17, quindi pochi mesi prima della firma dell'accordo con il governo, raccoglieva soggetti privati e ancora una volta vi cito i Papadopoli, gli Aldobrandini, Revedin, Zazzara, Toso, Stucchi, ma anche le società industriali ormai affermate come la Sade, la Cellina, la Veneta, la Società Anonima Veneziana delle Navali Meccaniche. Insomma, il modello era stato il porto di Antivari in Montenegro, quella che una volta era l'Albania Veneta, e che era stato gestito da capitali italiani, progettista Enrico Cohen Cagli, e che era stato costruito nel 1905. Quello era il porto, il modello che venne preso come modello anche poi di Porto Marghera. Poi sappiamo che verrà rifatto e ripensato più volte e anche il quartiere urbano verrà fatto sotto la guida dell'architetto in capo del comune Emmer. Quindi mi avvio un po' alla conclusione. Nel rilancio culturale della città e questo rinnovato panorama politico c'è solo forse un elemento di screzio, la presentazione della nave di D'Annunzio alla Fenice nel 1908, per cui il comune e il patriarcato arrivarono ai ferri corti, ma anche qui Grimani con grande bonomia, con grande sagacia riuscì a farsi regalare il manoscritto originario da D'Annunzio, lo diede al comune e insomma mediò tra un lato tra le offese della curia, perché era stato scelto il giorno di San Marco per questa provocazione, e dall'altra parte quello dei nazionalisti e degli irredentisti che a Venezia avevano già preso piede. Cavaliere di Gran Croce e di molti altri ordini, Grimani venne nominato senatore nel febbraio del 17, come riconoscimento non solo della sua attività politica, anche di sindaco, ma anche di presidente della provincia, che era un altro dei titoli che permetteva di essere scelti, perché la Camera era a elezione, il Senato era di nomina regia. Nonostante le occasioni di contrasto con Giolitti, fu consigliere di amministrazione delle assicurazioni generali e del Credito Italiano, membro di diverse compagnie, in particolare nel settore ferroviario. Il suo nome è legato, ad esempio, all'apertura della linea Venezia-Trento e della Valsugana, altri progetti, e fu socio lungamente dell'Ateneo Veneto, mentre alcune gelosie gli impedirono di diventare socio dell'Istituto Veneto, anche perché l'Istituto Veneto fino al secondo dopoguerra è espressione culturale dell'Università di Padova e dal punto di vista politico-culturale molto liberale, molto vicino anche alla massoneria. Quindi un uomo invece più vicino al cattolicesimo, come era Grimani, non poteva essere ben accetto, senza fare offesa ai soci dell'Istituto Veneto presenti, ovviamente. Provato da molti anni di governo, da alcune vicende personali come la morte del suo primogenito,
che voleva già spingerlo al ritiro e invece rimase fino al 1919. Non prima, come dicevo, di aver fatto una grandissima operazione, aver contribuito anche grazie ai soldi della Cassa di risparmio a sfollare 100.000 veneziani, che vennero sfollati quando il fronte arriva a San Donà, arriva sul Piave, e riuscì a portare 100.000 veneziani in Romagna, in Emilia, addirittura in Piemonte, nelle Marche, e che rimasero poi fino alla fine della guerra e ritornarono dopo il 4 novembre. Dicevo che, fedele a un modello di governo che saldava la storia dogale a un presente interclassista, Grimani unì la continuità delle istituzioni con la modernità di un progetto. Sposò insieme Molmenti, Fradeletto e Volpi. Certamente si esaltò la figura dell'uomo dedito all'incarico, ma come scriveva un suo biografo, sapeva ricrearsi l'animo gravato da tante cure pubbliche, alternando il pianoforte, dove pare suonasse Chopin e Grieg con rara maestria, alla partita di Terziglio al club dell'Unione, di cui fu anche presidente. Con la fine della guerra Grimani di fatto è superato. A sinistra stanno avanzando i socialisti, che vinceranno di fatto le elezioni e porteranno il primo deputato socialista, l'avvocato Musatti. E dall'altra, inevitabilmente, crescevano i primi raggruppamenti fascisti. Diede le dimissioni nel dicembre del 19, e dopo qualche mese di commissariamento venne eletto Davide Giordano, che era presidente dell'Ateneo Veneto in quel momento, primario chirurgo al civile, che diede le dimissioni da presidente dell'Ateneo, ma soprattutto che anche qui instaurò una prima giunta eletta di fatto con i voti dei raggruppamenti fascisti. Quindi anche qui una novità rispetto al panorama nazionale, perché nel 1920 la prima giunta clerico-fascista, anticipando di un paio d'anni l'ascesa al potere di Mussolini, viene creata proprio a Venezia. Vorrei chiudere anche con un altro paio di riflessioni. Una è dello storico Maurizio Reberschak, che che ha studiato molto a lungo anche questo periodo. A Venezia si chiudeva un'epoca, anzi si chiudeva un mondo, di cui Grimani aveva saputo farsi interprete impeccabile, con la sua capacità di trovare sempre forme di continuità con le situazioni e con gli uomini che lo avevano preceduto e con quelli che lo affiancarono, sapendo cogliere degli elementi in grado di garantire certamente passaggi dolci ad una transizione morbida, fatta di adattabilità e di trasformismo verso i cambiamenti funzionali a un progetto, ma imposti da un mondo in trasformazione. Tutto sembrò rispondere più a criteri di modernizzazione arretrata che non a progressi impostati su stadi di sviluppo o di rivoluzione progressiva. Come dire, in qualche modo, tenendo presente il passato e andando avanti verso il futuro. Come si sa, Filippo Grimani morì a Roma. Reduce da una seduta in Senato, lo colse un ictus all'Hôtel des Princes tra il 28 e il 29 novembre del 21 e morì il 5 dicembre successivo. I funerali si svolsero a Venezia e videro un'enorme partecipazione di folla, una folla enorme che lo accolse alla stazione quando arrivò, perché come un tempo si viaggiava in treno, anche il feretro arrivò in treno. Vorrei chiudere, ringrazio Donata Grimani che mi ha dato questa notizia del diario, un po' ironica e anche però importante per la nota del suo commentatore Luigi Hansfeld Schlag Fabri. Han luogo i funerali del conte Grimani, che sono riusciti imponentissimi. La chiesa dei frari era fantasticamente imponente e molto ben addobbata. Disastroso il numero dei discorsi, 13, pronunciati all'uscita della chiesa. Dopo i primi, essendo tra l'altro mezzogiorno, molta gente si è squagliata per ricomparire a discorsi terminati. Ormai il sindaco d'Oro era già nel mito. Grazie.
Ringrazio il professor Gottardi anche per aver inserito la figura proprio in un momento storico, averci descritto la città come era e nella sua esistenza e anche nella sua evoluzione. Io adesso inviterei chi ritiene della famiglia di voler intervenire. No, mi aveva chiesto di dire 2 parole sul nonno privato. Allora, dai racconti di papà, il nonno era rigorosissimo, intransigente con i familiari, mentre era molto affettuoso e giocherellone non gli estranei, con gli altri, neanche con i nipoti. Era talmente rigoroso che un giorno la nonna ha preso, perché pioveva, un gondoliere l'ha riconosciuta e gli ha detto venga che la riporto a casa. Lui, avendo saputo questo, si è arrabbiato e questo è un ricordo che hanno in casa. La seconda cosa era che non poteva la nonna mettere piede nel parco reale alla Fenice, era completamente esclusa come invece avviene oggi, dalle cose pubbliche. Lui era talmente rigoroso che tutti i regali che ha ricevuto durante il suo sindacato li ha lasciati alla città. Forse il più famoso è la statua di Rodin, che adesso è a Pesaro e tutti la possiamo vedere. Volevo dire un'altra cosa sui funerali, che ho saputo da un signore che aveva partecipato, e cioè il feretro è arrivato alla stazione e dove c'erano le gondole che volevano portarlo ai frati. Invece hanno fatto il ponte degli Scalzi, che era di ferro allora, l'hanno portato a San Simeone, dove ha ricevuto una prima benedizione, e poi a braccio, a piedi, fino ai frati. E le donne che allora, forse qualcuno di voi se ne ricorda ancora, con gli scialli neri, avevano messo, steso per terra, i loro scialli come tappeto su cui passare. In una di quelle fotografie poi c'è fuori dalla chiesa, sotto allo stemma, c'è scritto a Filippo Grimani la sua Venezia. Questo per dire quanto era. Grazie. Un vero uomo delle istituzioni. Ce ne fossero molti adesso. Io non ho niente da aggiungere ovviamente alle parole del relatore e a quelle del Presidente, ma ci tengo solo a ringraziare molto l'Ateneo per questa iniziativa di commemorazione e il professor Gottardi per la sua relazione, da cui ho imparato moltissime cose della storia della mia famiglia, e tutto qua. E auguro anche a tutti buon Natale e un 2022 possibilmente migliore di quest'anno. Grazie altrettanto. La nonna era Dubois, no? Sì. Bene. Bene, grazie. Allora, auguri. Buon Natale e buon anno a tutti.